Ladri scatenati a Vittorio Veneto Centro. Si sono mossi in via Calvi e zone limitrofe, entrando anche nella vicina scuola primaria Pascoli, dove non hanno trovato nulla, e nelle gallerie 4 Novembre e Tintoretto. È successo nella notte fra giovedì e venerdì. Hanno forzato l'ingresso della Casa della Bambola, zero bottino, non c'erano soldi in negozio, ma il danno per l'effrazione resta, e non si dica che è solo percezione di insicurezza. Il titolare: è un senso di insicurezza che purtroppo pervade tutte le nostre città, dovute a determinati fattori, innanzitutto alla crisi che indubbiamente sta colpendo anche il Veneto in maniera forte, ma soprattutto diciamo i continui tagli che vengono fatti anche per quanto riguarda le forze dell'ordine e quindi Vittorio Veneto ad esempio di sera è abbandonata a se stessa. Tira un sospiro di sollievo la vicina, il suo locale esce incolume dal raid, ma la preoccupazione resta grande. Si vive molto male. Anche perché non si sta mai tranquilli, vai a casa sempre con il pensiero, c'è qualcuno che ti arriva dentro al bar. Furto anche in piadineria, rubati 300 euro dalla cassa, ladri anche nella sede di Confartigianato, qui il bottino di qualche centinaio di euro. Cosa chiedono gli operatori della zona? Ci vogliono più controlli, meno chiacchiere da parte degli amministratori che durante le campagne elettorali hanno tanto a cuore la nostra sicurezza, poi il giorno dopo che sono stati eletti se ne dimenticano. Più controlli anche per la gente che passa, anche quelli che vengono qua a vendere le cose, entrano di continuo. Più controlli, ma anche certezza della pena. Ecco cosa manca. La giusta punizione, tra virgolette, per chi fa anche queste cose. Io ho parlato anche con i carabinieri e loro hanno detto che questo è il momento degli italiani che vanno a rubare e quindi è anche un discorso quasi di necessità. Per me va bene come sono e come sto, ecco, tutto qua.